Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi un bellissimo sole, è piovuto per diversi giorni, proprio ieri e l'altro ieri, però adesso diciamo che anche le temperature sono in aumento. Oggi si sta veramente bene, siamo intorno ai 21, 22, 23 gradi a seconda delle nostre località che spaziano ovviamente da Ventimiglia a Sarzana. Si pronuncia un ottimo weekend. Speriamo bene per i nostri radioascoltatori che vogliono venire qua a visitarci, ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro assessore comunale di Genova, Francesca Corso. Ciao Fra, ci sei? Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, un bellissimo sole oggi, dicevo, però qua siamo in piena campagna elettorale, perché domenica 25 e lunedì 26 maggio, come sapete, ci sono le amministrative, proprio Genova, capoluogo ligure, andrà alle elezioni. Come sta andando la campagna elettorale, Francesca? È proprio in linea con le temperature, si sta scaldando sempre di più, una campagna elettorale che devo dire per certi versi ha veramente dei toni pessimi, perché purtroppo i nostri avversari la buttano in cacciara, come si suol dire, perché quando si ha poco da dire è più facile fare attacchi strumentali su cose che poi in realtà ci stiamo sempre più sorprendendo, perché si rivelano essere magari dei punti programmatici proprio della candidata sindaca, come lei si autodefinisce, che sta sconfessando tutte le politiche della coalizione che la sostiene. Quindi insomma colpi di scena continui, però è una campagna elettorale calda, interessante e soprattutto importantissima per la città di Genova, perché assolutamente non si può perdere, non si deve perdere e ovviamente non dovrà succedere. Ecco, allora una campagna elettorale che si scalda, ma anche un fatto, a mio parere, non molto grave, ma super, iper gravissimo, quello che è successo nel Trevigiano, dove dei bambini sono stati fotografati mentre erano inginocchiati verso la Mecca in una moschea di un comune vicino a Treviso, comune di Sussegana, accompagnati dalle maestre che si sono messe il velo, sono entrate in questa moschea e sostanzialmente hanno fatto inginocchiare questi bimbi. Ci sono state 1000 polemiche, ovviamente, per me è una cosa veramente agghiacciante, come hanno detto anche i nostri esponenti della Lega in Veneto, ma anche qui a Genova e Liguria diciamo ci sono state diverse reazioni. Perché? Perché a Genova una grande moschea non c'è, non esiste, è stata fermata ormai diversi anni fa anche diciamo da una sollevazione dei cittadini che hanno manifestato insieme alla Lega. Ricordo anche per primo in strada il nostro vice ministro genovese del MIT Edoardo Rixi, che allora era in consiglio comunale, e però proprio lo scorso dicembre un ordine del giorno presentato da un consigliere del PD ha chiesto di nuovo, tornando alla carica, di realizzare una moschea a Genova. Adesso noi ci siamo chiaramente opposti, il documento per fortuna non è passato, ma adesso c'è il pericolo che se la candidata del centro-sinistra dovesse andare a governare la nostra città, questi fanno la moschea, Francesca, o no? Ma questa è una paura che effettivamente è tangibile, per il fatto che stiamo parlando di un qualche cosa di concreto, perché l'hai ricordato benissimo tu, non solo già negli scorsi anni c'è stata una fortissima battaglia guidata dalla Lega insieme a tantissimi cittadini che si sono chiaramente opposti a quella che era una decisione scellerata che voleva vedere la costruzione di una moschea in un quartiere che magari ha già delle altre difficoltà, che è il quartiere del Lagaccio. In allora siamo riusciti appunto a sconfiggere questa follia e quindi a far sì che appunto non venisse costruita. Oggi il problema si pone, vediamo appunto in Italia che laddove c'è una mentalità così aperta nei confronti di un mondo che, voglio fare una premessa, non si vuole negare
il diritto di culto di quelle che sono le proprie culture, tradizioni, religioni, per carità del Signore, però stiamo parlando di una religione che di fatto non è allineata con quelli che sono i nostri principi culturali, tradizionali e soprattutto di rispetto della dignità, per esempio delle donne. Quindi anche qui vediamo l'ennesimo tilt da parte della sinistra, che da sempre si erge a paladina della difesa dei diritti delle donne, come se il femminismo fosse un qualche cosa da riconoscere soltanto a sinistra, mentre noi per la tutela delle donne abbiamo lavorato con atti concreti e pragmatici, e anche nel combattere in qualche modo la volontà di costruire una moschea stiamo tutelando le donne, perché lo dicevi tu, non c'è una grande moschea a Genova, purtroppo però esistono dei centri di preghiera, perché di fatto ci sono delle associazioni culturali che poi si trasformano magicamente in centri in cui queste persone si radunano e pregano. In questi centri, ti faccio un esempio, ne ho uno proprio vicino a casa, a Sestri Ponente, in cui soltanto gli uomini entrano dentro levandosi le scarpe, appunto chinandosi e pregando, e le donne invece magari spesso rimangono fuori inginocchiate per terra in mezzo alla strada. Queste cose non le possiamo accettare in una città che nel 2025 sta combattendo tantissimo perché si raggiunga la parità di genere anche per esempio nel mondo del lavoro, e laddove ancora non è presente, perché è un dato di fatto. Quindi accettare di essere sottomessi a determinato tipo di idee è molto pericoloso, non solo per la città di Genova ma ovunque ovviamente, e quello che è successo, l'episodio che hai citato tu poco fa, è un episodio gravissimo. Io sono assessora all'istruzione allo stato attuale. Se fosse successo che una scuola della quale appunto io in qualche modo sono responsabile avesse deciso deliberatamente di portare dei bambini di 4 anni, di farli ginocchiare in una moschea rivolti alla Mecca, sarebbe stato un qualche cosa di molto grave per il quale prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi appunto ha preso questa decisione scellerata. Quindi ovviamente quello che tu hai sottolineato è se dovesse vincere Silvia Salis, nell'ipotesi in cui questa donna vincesse, questa donna che appunto si erge a paladina dei diritti delle donne, e qui ci sarebbe tutto un capitolo da aprire, però non abbiamo il tempo necessario per affrontarlo, però questa donna effettivamente che cosa farebbe? Probabilmente sostenuta da tutta questa sinistra, e non mi piace dire centrosinistra perché si sta rivelando essere una sinistra sempre più estremista, probabilmente vorrebbe vedere la costruzione di una moschea a Genova, perché il PD, che appunto è il partito maggioritario all'interno di questa coalizione, ha ancora negli scorsi mesi proposto la costruzione di una moschea. Quindi i cittadini è bene che sappiano, perché ci sono degli argomenti scomodi che in campagna elettorale la sinistra non tocca, che però sono argomenti concreti, e che nel momento in cui questa coalizione, questa cozzaglia dovesse arrivare al governo, sicuramente invece toccherebbe, andando contro quella che è la volontà dei nostri cittadini. Quindi noi ancora adesso, già in campagna elettorale, stiamo chiarendo quella che è la nostra posizione, che non cambierà, e ovviamente Dio non voglia, il nostro Dio non voglia, qualora dovesse vincere la sinistra, noi daremo battaglia fino all'ultimo momento, ma comunque non succederà, e quindi appunto vorremmo soltanto sapere dalla candidata Salis se effettivamente insomma si opporrà alla costruzione di una moschea oppure la asseconderà. Però ancora una volta credo che svierà questo argomento cercando di non dare una risposta, proprio perché tutti questi argomenti in qualche modo divisivi all'interno anche della sua coalizione stessa lei li svia dicendo che sono non temi. Però il fatto che ci siano tanti non temi denota che o non ci sono argomenti, o ci sono idee poco chiare, oppure c'è anche un po' di malizia dietro nel voler scavalcare volutamente determinati argomenti, appunto. L'Islam è il Corano, comunque e dovunque. Il Corano è incompatibile con la libertà, con la democrazia, con i diritti umani. Ecco, ho citato Oriana Fallaci, tanto cara alla sinistra negli anni 70, e direi che la carissima e bravissima scrittrice Oriana Fallaci, tra l'altro inviata anche di guerra nel Vietnam, ricordo memorabili suoi articoli, insomma secondo me aveva ragione. Ma voglio citare anche un pezzo, o perlomeno il titolo anche del quotidiano Libro proprio l'altro giorno, che ha dato una clamorosa notizia, cioè nella moschea dei Bimbi del Trevigiano pregavano pure terroristi. In passato il centro è stato frequentato da estremisti accusati di essere reclutatori dell'ISIS, così il quotidiano Libero. Quindi non c'è soltanto il discorso delle donne, eccetera, così, c'è anche un pericolo effettivamente, Francesca.
C'è un pericolo nella misura in cui queste persone, che spesso per loro volontà non vogliono integrarsi o quantomeno rispettare la nostra cultura, magari farebbero di tutto per poter tramandare determinato tipo di messaggi anche un po' criptati e velati, che magari noi non potremmo neanche comprendere, e proprio come dici tu, utilizzare questi luoghi proprio per reclutamento di persone potenzialmente pericolose. Quindi sicuramente è tutto un tema legato alla sicurezza a 360 gradi, che deve vederci veramente molto convinti di quello che stiamo dicendo. Quindi credo che la Lega in questo senso si sia sempre distinta per coerenza, per fermezza e per la tutela e il rispetto di quelle che sono non solo le nostre tradizioni, ma tutti i nostri cittadini. Quindi davvero con grande onestà continueremo a portare avanti questa battaglia di cui siamo assolutamente convinti, e ripeto, non per razzismo o per volontà di oscurare e di voler vietare il rispetto del proprio culto, ma perché è necessario tutelare sempre di più i nostri cittadini, in una situazione nella quale ormai chiaramente la presenza di persone di fede musulmana è sempre più grande nei nostri territori come dovunque, e quindi assolutamente continueremo a pensare che la moschea a Genova non dovrà essere costruita. E volevo un po' chiudere questo argomento con te citando anche Matteo Salvini, alla faccia della reciprocità. Speriamo che la candidata sindaca del centro-sinistra, Silvia Salis, risponda alla Lega. Finora non lo ha fatto perché giustamente, come ha ricordato Francesca Corso, insomma, loro quando si trovano alle strette dicono che è un non tema, e spero che i cittadini genovesi comprendano bene che invece questo pericolo di una grande moschea, di realizzare una grande moschea a Genova, è purtroppo concreto se loro andranno al governo della nostra città. Ti ringrazio Francesca, il nostro tempo a disposizione con te è terminato, ti auguro una buona giornata, buon lavoro e buona campagna elettorale. Ciao Fra. Grazie a tutti, un abbraccio. Grazie ancora al nostro assessore comunale di Genova, Francesca Corso, e rimaniamo nel capoluogo ligure perché il nostro secondo ospite della mattinata è il candidato al municipio centro-ovest di Genova, Davide Rossi, un municipio tra l'altro molto popoloso, uno dei più popolosi della nostra città, circa 80.000 persone, perché comprende non soltanto San Pier d'Arena ma anche il quartiere collinare di San Teodoro. Sentiamo se Davide è già in linea. Ciao Davide, ci sei? Buongiorno, eccoci. Dove ti trovi in questo momento, Davide? Allora, in questo momento sono a un gazebo di coalizione che ha organizzato Orgoglio Genova, quindi la lista, diciamo, una delle liste che mi sostiene come candidato presidente al municipio di San Pier d'Arena e San Teodoro, centro-ovest che citavi prima, e siamo al mercato di Via Rolando, dove sta andando molto bene. Sempre sul territorio, perché dovete sapere che il nostro Davide è lì che consuma scarpe alla voce rocca in questo momento, è sempre sul territorio a parlare con le persone, ma non soltanto in campagna elettorale. Devo dire che è sempre presente nei quartieri anche un po' più caldi come San Pier d'Arena e San Teodoro, e a dargli manforte proprio l'altro giorno c'è stata la visita, la graditissima visita qui a Genova e in particolare a San Pier d'Arena del nostro generale, l'europarlamentare Roberto Vannacci, che è venuto proprio a supporto della Lega qui a Genova, e in particolare di Davide Rossi. Com'è andata, Davide? È stato un incontro molto emozionante, molto bello, molto sentito, molto partecipato, perché abbiamo riempito la piazza, cosa non scontata, comunque in un sabato pomeriggio a Genova dove inizia a fare caldo, e la risposta è stata molto importante. I temi che il generale, ma anche io, anche Edoardo Rixi, che poi sono intervenuti dopo il generale, sono stati importanti, perché abbiamo parlato di cose concrete, di quello che è lo sviluppo di questo territorio che merita e necessita, per troppo anni abbandonato dalla gestione, anzi dalla non gestione del presidente del 5 Stelle, che è Michele Colnaghi, e sui temi dell'illuminazione, della sicurezza, della polizia, della lotta al degrado, delle riqualificazioni urbane, dell'anche dare buonsenso, perché poi io il programma che ho cercato di costruire insieme con tutte le reti, diciamo, associative del quartiere, insieme con i candidati uscenti del municipio,
insieme con i cittadini comuni. È un programma ad ampio respiro che parla di scuola, parla di valorizzazione dello sport, di patrimonio associativo, di patrimonio territoriale, di politiche giovanili, di ville storiche. Noi abbiamo 3 ville storiche molto importanti nel quartiere, di benessere degli animali, ma soprattutto, ripeto, di illuminazione, sicurezza e di servizi ai cittadini che la sinistra ci ha tagliato. Non è normale che un quartiere, lo dicevi tu, collinare come Sant'Eudoro, molto popolato da persone anziane, per poter fare una carta d'identità si deve spostare per chilometri, che è una cosa allucinante. Noi vogliamo ridare i servizi, vogliamo abbattere le barriere architettoniche, insomma un programma ad ampio respiro costruito tutti insieme, lo stiamo spiegando anche stamattina ai cittadini che sono molto entusiasti. Ecco, senti, San Pier d'Arena, centro storico, direi che sono i quartieri un po' più caldi di Genova per quanto riguarda la sicurezza. E devo dire che a San Pier d'Arena si era iniziato a fare qualcosa, si è continuato a fare grazie al comune di Genova, ma anche stante l'alta densità di immigrati in quelle zone, e diciamo che ancora il problema non è stato risolto tantissimo. Il municipio come può intervenire in tal senso? Il municipio intanto può attivare dei tavoli della sicurezza che sono previsti dai regolamenti municipali e dal regolamento comunale, perché poi il municipio è un decentramento del comune, dei tavoli permanenti dove ogni mese ci si incontra e si fa il punto della situazione con i comandanti delle forze di polizia, con il comandante dei vigili, con la ASL, con l'ispettorato del lavoro. Questi sono i meccanismi per andare a risolvere le tante criticità. Ve ne cito alcune, cioè noi abbiamo il più grande numero di cittadini ecuadoriani d'Europa a San Pier d'Arena, latinoamericani. Molti di loro in questo momento si sono integrati, molti tra l'altro sono anche iscritti alla Lega, ma rimane un problema non da poco, che è quello della proliferazione dei circoli. Questi circoli, in barba alle ordinanze, vendono alcol, molto spesso creano risse problematiche. Su questa cosa qua, grazie alla gestione del sindaco Bucci e di Picciocchi dopo, dell'assessore Bordilli, del sottoscritto quando era in consiglio comunale dal 2017 al 2022, abbiamo creato delle limitazioni. Con la gestione del municipio, finché c'era Renato Falcidia, queste limitazioni si riuscivano a gestire. Da quando sono arrivati i 5 Stelle ovviamente tutto è diventato blando, ma si può parlare anche di cattivo commercio, perché la proliferazione di kebab piuttosto che di phone center, piuttosto che questi questuanti che sono davanti a tutti i supermercati, creano disagio, creano paura, creano situazioni anche molto spesso di pericolo, e vanno attenzionate, vanno verificate, vanno controllate. Questi tavoli purtroppo da quando c'è la gestione del 5 Stelle non vengono più convocati. Chiarissimo. Ascolta, c'è un altro argomento, abbiamo ancora qualche minuto con te, molto caldo, che riguarda appunto il ponente genovese, in particolare San Pier d'Arena, ossia quello dei depositi chimici. Ora, per chi non è di Genova, i depositi chimici attualmente sono a Multedo, proprio se uno esce dal casello autostradale di Pegli li vede proprio in faccia, sono depositi chimici a 5 metri dalle case praticamente. Esatto. Gravissimi incidenti mortali anche negli anni passati, e adesso c'è un progetto un po' di spostarli altrove e spostarli verso il mare, dove il pericolo chiaramente diminuirebbe in maniera significativa. Ecco, io volevo un po' capire, siccome ci sono state polemiche in campagna elettorale su questo tema, volevo un po' capire la tua posizione in tal senso. E anche allora, intanto bisogna stabilire una cosa: in base alle nuove normative che sono state fatte recentemente, i depositi chimici non possono più stare a Multedo, è impossibile tenerli a 5 metri dalle case. Sono depositi vetusti, che quindi parliamo di depositi che sono stati ubicati lì dagli anni 50, e appunto in base a questa normativa non possono più stare sotto le case, vanno spostati in tutti i porti internazionali, e Genova è un porto internazionale, anzi direi il principale porto del Mediterraneo, devono stare in porto. Dopodiché va individuata un'area idonea, Bucci ne ha individuate diverse, e quindi chi di dovere, che non è chiaramente il sindaco, ma è autorità portuale, insieme ai vigili del fuoco, perché comunque ci devono essere dei rapporti di sicurezza, eccetera,
devono individuare un'area. Il nuovo presidente delle Porte è stato nominato adesso, vedremo quello che succederà. È stato tra l'altro fatto un ricorso al Consiglio di Stato, nei prossimi mesi usciranno le risultanze di questo ricorso che riguardava Ponte Somalia. Quello che noi diciamo alla sinistra è che ci dicano dove li vogliono mettere, perché sicuramente non siamo contro opzione zero, perché non possiamo perdere posti di lavoro. La città sta crescendo e deve continuare a crescere. E parliamo di depositi che comunque del 2025 non sono gli stessi del 1960 o del 50, quando sono stati ubicati quelli a Multedo. Quindi noi chiediamo alla sinistra di darci delle soluzioni concrete loro, perché è troppo facile lamentarsi, troppo facile dire di no, ma poi bisogna anche saper dare delle soluzioni concrete. La mia speranza, appunto, e sono convinto che sarà così, che verrà individuata un'area che non darà fastidio a nessuno da chi di dovere. Magari non è San Pier d'Arena, magari è un'altra zona della Liguria più idonea e che già magari ospita depositi chimici. Quello che noi dobbiamo fare è comunque non allarmare la gente e parlare di cose concrete, perché la gente vuol parlare di cose concrete, vuol vedere la raccolta differenziata che funziona, vuol vedere un quartiere pulito e sicuro, vuole avere delle risposte pratiche, non vuole essere spaventata con manifesti, con esplosioni che sono veramente di cattivo gusto, come è successo nel 2022 fatti dalla sinistra, e vuole risposte, ripeto. Senti Davide, allora abbiamo ancora un minutino, com'è il tuo programma adesso in giornata e poi nei prossimi giorni? Sempre a battere il territorio casa per casa, piazza per piazza, strada per strada? Assolutamente sì, non solo, nel senso perché per esempio ieri sera ho avuto un bellissimo incontro con gli operatori commerciali, oggi pomeriggio avrò un incontro importante con tutte le associazioni sportive del territorio, quindi sia di San Pier d'Arena che San Teodoro. Stasera mi hanno organizzato una cena da 300 persone con le comunità integrate straniere, e quindi andiamo a spiegare quello che sono le nostre idee, il nostro buonsenso, che non mette in difficoltà nessuno ma vuol far crescere tutti. Benissimo, ti ringraziamo, allora ti auguriamo buona giornata, buon lavoro, buona campagna elettorale. Ciao Davide. Ciao, grazie a voi. Grazie ancora al nostro candidato per il municipio centro-ovest del comune di Genova, Davide Rossi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.